Tante emozioni per tante prime volte, la prima giornata della nuova Serie A più competitiva e con l'avventura della rappresentativa alle porte. Per la Roma di Villani una colonna del movimento è la prima volta nella nuova e bellissima casa del Green Club, che ha allestito un campo per il calcio a 8 con una tribuna da 160 spettatori. Per la Lazio del giovane presidente Liguori c'è il ritorno in massima serie dopo 3 stagioni. Il Fato ha deciso di farci iniziare col botto, perché se l'emozione del debutto è sempre tanta, qui l'aria è ancora più rarefatta, perché nella capitale, quando su un prato verde si incontrano maglie giallorosse, stasera grigio-nere, contro bianco-celesti, inizia una guerra tra due mondi. E così la Lega Calcio 8 dà il ben trovato a tutti i suoi fan. Con il derby, amici di Fanner, un saluto dal Circolo Green Club, benvenuti a Roma Green Club Lazio e buona Lega a tutti. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, ovviamente andremo a leggere come di consueto le liste di convocati da una parte e dall'altra di Massimiliano Ferretti, new entry nel movimento della Lega Calcio 8, ma grande esperto di calcio a 8 in generale. Dall'altra parte invece confermatissimo ovviamente Alessandro Benedetti dopo la promozione centrata e la conquista anche del primo titolo della nuova Lazio Calcio a 8, la Coppa Italia di Serie A2. Eccolo il fischio d'inizio della gara, il primo pallone giocato dalla Lazio, buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Subito il primo pallone giocato da numero 4 che poi riprende il pallone sulla fascia, prova subito a scambiarlo in avanti verso Luca Severini, una delle new entry di questa Lazio che arriva direttamente dall'Alitalia insieme a Cristiano Gimelli, anche lui convocato con la maglia numero 5. Partiamo però dai convocati della squadra di casa, ovviamente maglia numero 7 per il capitano della Roma Calcio 8 Klaus Seferi, numero 2 per Alessio Oliva, numero 4 per Simone Succi, numero 9 per Simone Succi, numero 4 per Roberto Pisapia, Salvatore Pauliello alla maglia numero 6, mentre Ecce Ciubirida alla maglia numero 11, numero 5 per Andrea Cortese. Intanto entriamo subito in cronaca per questa prima azione molto pericolosa della Lazio, che ha giocato di sponda, alla fine ha servito Cristian Palumbo, controlla tutta, un'altra delle grandi novità della Roma Calcio 8, ve lo stavo nominare, tra i pali il guanto d'oro dell'ultima stagione di Serie A, Manuel Opara, ovviamente per lui maglia numero 1. Chiudono la lista dei convocati Alessio Giorgi, numero 12, Emanuele Terribili, numero 3, Stefano Mosciatti con la maglia numero 8, Andrea Macri con la maglia numero 10. Qui intanto Seferi si prende il primo fallo al solito partito alla sua maniera sulla fascia destra, dove in pochi riescono a controllarlo e in pochi ci sono riusciti nell'ultima stagione. Stefano Mosciatti a battere questo calcio di punizione, sostanzialmente quasi un calcio d'angolo, con Tiziano Scarfagna, nuovo anche lui, portiere della Lazio Calcio 8, che ha sistemato 2 uomini in barriera. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, c'è la deviazione della barriera, con il pallone controllato dal numero 14 Luca Severini, che scambia indietro, si passa per Fabio Pentasuglia che allarga per Roberto Crisafulli, si torna dal numero 6 e poi si ritorna nuovamente dal vice capitano della Lazio Fabio Pentasuglia, prova lui a scambiare, grande giocata e invenzione verso Andrea Lippolis, che non riesce a controllare il pallone. Alla fine è stato il numero 10 in maglia biancoceleste l'ultimo a toccare. Si riparte dalla rimessa laterale che va a battere ovviamente Manuel Opara. Rimessa troppo lunga, subito preda della difesa della Lazio, con Pentasuglia va adesso a scambiare il pallone in avanti, prova a controllarlo Severini, sbaglia però il controllo. Abbiamo tempo forse per andare a vedere proprio la lista di convocati anche della Lazio, alcuni ve li ho già nominati, facciamo un elenco completo: Roberto Crisafulli maglia numero 6, Mattia Palmieri capitano maglia numero 2, Andrea Celiani alla maglia numero 7, Domenico San Marco alla numero 11, Andrea Lippolis numero 10. Intanto qui la partenza è quella di Cristian Palumbo, che va da Luca Severini, numero 14, atterrato. Cristiano Gimelli per la Lazio alla maglia numero 15, Alessandro Martini la 13, Manuel Amici numero 3, vi ho già detto tra i pali dell'arrivo di Tiziano Scarfagna, un passato per lui alla Lazio Primavera, maglia numero 1 Cristian Palumbo alla maglia numero 4, chiude la lista dei convocati di Benedetti Daniele Mariani. Possiamo finalmente dedicarci allo spettacolo di questo derby che ritorna in Serie A della Lega Calcio 8
l'ultimo si era giocato nella stagione 2013-2014, poi tante cose ovviamente sono cambiate, non però il presidente della Roma Calcio 8, vi dicevo colonna del movimento, è rimasto Villani. Prova subito Severini, il suo destro però è preda facile della barriera. Ancora però Severini, buona la posizione ai limiti dell'area di rigore, prova a scambiare con i compagni, tutto libero Fabio Pentassuglia, reclama il pallone, lo riceve adesso, prova subito ad allargare verso Andrea Lippolis, chiuso, riesce comunque a far partire il cross deviato dalla difesa della Roma, poi gioca bene con il fisico Cristian Palumbo che va a battere la rimessa proprio davanti alla nostra postazione. Crisafulli per Cristian Palumbo, ancora Roberto Crisafulli, Pentassuglia, pallone in avanti, sponda un po' imprecisa quella di Lippolis, finisce per tornare da Crisafulli, poi parte Lippolis, almeno ci prova, è marcato però dal capitano della Roma Klaus Seferi, è la Lazio comunque che fa partita in questi primi minuti di gioco. Eccolo il pallone allargato verso Palumbo, prova la conclusione, è la prima della partita, fuori però dal bersaglio grosso, nessun problema per Opara. Dall'altra parte subito la rimessa lunga battuta da Opara e il calcio di punizione atterrato in maniera irregolare Stefano Mosciatti. Prima giornata della Lega Calcio 8 che in questa serata prevede anche a Sport City, Peperino Balcristal e Golbet Tormarancia. Andiamo subito a seguire però la punizione di Klaus Seferi presa dalla barriera. Ancora Seferi in possesso del pallone, torna indietro verso Andrea Cortese che va in possesso, poi il lancio lungo a favorire in avanti Seferi e Mosciatti che erano gli uomini più avanzati per la Roma. Possesso Lazio però, Pentassuglia allarga sulla destra, poi ritorna in possesso del pallone, preferisce andare da Crisafulli che poi ovviamente va da Palumbo, arretra però anche Andrea Lippolis per dare sostegno alla manovra dei suoi. Pentassuglia ancora sulla destra, occhio perché c'è lo scatto di Lippolis, il pallone invece è in avanti verso Palumbo, controlla male e allora si apre il contropiede della Roma portato avanti da Klaus Seferi che prova subito ad incrociare. La conclusione non è deviata perché c'è la rimessa in gioco di Scarfagna, ma comunque è andata di poco fuori. Palmieri, poi il pallone per Cristian Palumbo, parte il numero 4 della Lazio, va da Lippolis, sempre largo sulla sinistra, fa partire un altro cross, non c'è nessuno in area di rigore della Lazio, allora riparte ancora la Roma che gioca soprattutto in velocità di contropiede, approfittando ovviamente dei suoi attaccanti che hanno come qualità specialmente quella di ripartenza in contropiede. Seferi fa partire il sinistro, questa volta la deviazione c'è, risulta decisiva perché a Tiziano Scarfagna arriva un pallone molto debole in merito alla velocità, molto facile da parare. Severini arretra, torna poi da Palumbo, Pentassuglia a impostare, ancora Palumbo. Pentassuglia allarga sulla destra verso Mattia Palmieri, scatta il numero 2, poi arretra ad Andrea Celiani che fa ripartire ancora una volta la Roma. Il pallone HCB lo prova a indirizzare verso Mosciatti, troppo lungo però il suggerimento del numero 11, intanto la Roma riconquista palla dopo il calcio di punizione fischiato ai danni proprio di un giocatore in maglia grigio-nera. Macri
tenta lui l'imbucata centrale, pallone preda però della difesa della Lazio che riparte subito proprio con i suoi difensori, poi si va da Severini, tenta direttamente la conclusione, si fa vedere così Luca Severini, pallone di poco fuori. Severini appunto uno dei colpi messi appunto da Liguori e da tutta la super società della Lazio Calcio 8, arrivato dall'Alitalia insieme a Cristiano Gimelli, ma tra le novità importanti c'è anche Tiziano Scarfagna in porta che ha un passato comunque nella Lazio Primavera, ovviamente la galassia della polisportiva biancoceleste, importantissimo sostegno anche per la Lazio Calcio 8. Poi diciamo che il colpo più importante della Lazio, lo vedremo tra un po', è Simone Mirante, ex Testaccio, uno dei mancini più forti della Lega. Intanto c'è il tiro tentato da Macri che comunque finisce molto alto sopra la traversa. Vi dicevo Simone Mirante che comunque vedremo soltanto tra qualche mese, per lui un brutto infortunio al ginocchio da cui deve ancora recuperare. Palmieri, palla in avanti dove però non c'è nessuno, adesso ritmi un po' più blandi della partita, suggerimento di Palmieri, non è preda di nessuno, allora riparte Opara, partecipa anche lui al palleggio difensivo della Roma, servito Stefano Mosciatti, avanza lui, poi va da Macri che arriva adesso in controllo di palla, il numero 10 della Roma, c'è Seferi che prova a prendere spazio ai limiti dell'area di rigore, saggiamente però Mosciatti preferisce tornare indietro verso Cortese, poi è Mosciatti che fa partire la conclusione, c'è stata una deviazione improvvisa ma c'è il gol comunque della Roma Calcio 8, apre Stefano Mosciatti, le marcature di questa partita è 1-0 della Roma a metà di primo tempo. E qui sfortunato sicuramente Tiziano Scarfagna, intanto Severini prova la consueta conclusione a cui ci ha abituato già gli anni scorsi con l'Alitalia, dal dischetto subito dopo il gol subito, e l'Alitalia lo scorso anno, poi quest'anno non si è riscritta al campionato della Lega, di gol ne subì molti, anche se ne fece anche molti, grazie soprattutto a Severini. Intanto il pallone arriva nell'area di rigore presidiato da Manuel Opara, pallone insidioso che comunque viene deviato in calcio d'angolo. C'è anche la prima interruzione della partita. Riprende il gioco da un calcio d'angolo per la Lazio Calcio 8. Eccolo con Severini che va ad uscire, impatta adesso sul pallone, prova il tiro a giro, fuori questa conclusione di Luca Severini, che comunque sta contribuendo in modo decisivo fino a questo momento alla fase offensiva della Lazio, che comunque è sotto 1-0, anche se insomma nella fase difensiva ci sono pochi colpevoli. Qui intanto Mosciatti ci riprova ancora, sempre da distanza notevole, questa volta però non riesce a incrociare al massimo. Scarfagna va dal capitano Palmieri, poi Crisafulli, allarga verso Cristian Palumbo, Pentassuglia, sempre a presidiare la fase centrale, la parte centrale del campo. Qui intanto recupera Manuel Opara, colpo di testa di Pentassuglia, altro colpo di testa, quello di Andrea Celiani, favorisce però l'uscita, il recupero del pallone da parte di Cortese, ancora il numero 5 della Roma, va a servire Alessio Oliva. Oliva si muove, prova a partire con un pressing però della Lazio a tutto campo e su ogni uomo. Infatti recupera la palla Lippolis, dopo il rimpallo favorito Luca Severini, con il fisico si conquista il calcio di punizione tra le proteste però dei giocatori della Roma, e vedete davanti a tutti il capitano che è Klaus Seferi.
Seferi, risultato decisivo lo scorso anno nelle ultime partite di regular season per la qualificazione ai playoff della Roma. Avventura poi ai playoff che non è stata molto fortunata per la squadra del presidente Villani. Primo turno preliminare contro il Testaccio, partita d'andata finita 10-2 per la squadra che era dei fratelli Starace e di Simone Mirante. Poi il ritorno ci fu una vittoria 3-1, ovviamente però il risultato era già compromesso all'andata. Seguiamo il calcio di punizione della Lazio Calcio 8 con Luca Severini sempre alla battuta, c'è un uomo a disturbare la visuale di Opara, Severini va a giro e il pallone è fuori di poco. C'è stata comunque una deviazione, dunque è corner, se ne incarica della battuta Andrea Lippolis. Va a Lippolis, cercata la conclusione, scusatemi, cercato il cross rasoterra, intanto è contropiede però della Roma con la difesa della Lazio completamente scoperta, intervento decisivo, fondamentale quello del capitano Palmieri. Intanto dall'altra parte c'è Pentassuglia che va sempre da Lippolis, largo sulla sinistra, Lippolis a duello con Alessio Oliva, deve far partire il cross, rimane in possesso di palla, prova adesso con il pallone per Pentassuglia, la conclusione al volo è alta sopra la traversa. Macri porta palla avanti e poi serve Klaus Seferi. Seferi si muove tra due, non subisce fallo secondo il direttore di gara. L'altro numero 7 poi Celiani, prova lui a partire, serie di rimpalli, la palla finisce fuori dal campo e fuori dal circolo Green Club. Aspetta ovviamente l'arrivo di un'altra sfera già arrivata con la rimessa effettuata da Mattia Palmieri. Attenzione perché dopo una serie di rimpalli il pallone arriva a Lippolis che va subito a servire Palumbo, scambia con Pentassuglia, bello il pallone in avanti per la conclusione di Mattia Palmieri, tutto bello tranne la conclusione che non era indirizzata nella maniera giusta. Palla lunga a cercare Stefano Mosciatti, arriva adesso sul pallone il duello con l'altro numero 8 Pentassuglia, la spunta quello biancoceleste, sublime poi il controllo qui del numero 8 della Lazio che torna in possesso dopo essere passati per Roberto Crisafulli. Pentassuglia, altro scatto sulla sinistra da parte di Lippolis, buono il controllo, solito duello con Oliva, lui scarica allora da Severini che carica un cross un po' misterioso, c'è lo scatto poi sulla sinistra, il pallone ancora che arriva a Mosciatti, libera la conclusione e poi sul rimpallo c'è il gol segnato dal numero 10 Andrea Macri, è il raddoppio della Roma Calcio 8, è 2-0. Roma partita fortissima e che soprattutto fa fare gioco alla Lazio. Intanto qualche problema con la rete, vi dicevo, fa fare comunque tanto gioco alla Lazio, tanto possesso palla per poi ripartire in contropiede in maniera praticamente micidiale. Qui c'è stato lo scatto di uno dei nuovi della Roma, numero 11 Echubirida, ci scuserà per la pronuncia magari. Dicevo scatto micidiale sulla fascia sinistra, poi il pallone per Mosciatti sul rimpallo, la conclusione vincente da parte di Andrea Macri. Sotto 2-0 dunque la Lazio, Lippolis per Crisafulli, poi Cristian Palumbo, Crisafulli ancora, prova ad andare da Lippolis stavolta, la palla è troppo lunga, non può arrivarci il numero 10 della Lazio Calcio 8. Qui il fallo netto ai danni di Stefano Mosciatti.
Calcio di punizione allora per la Roma Green Club. Circolo molto bello quello che ha colto la Roma di Villani. È nata questa collaborazione con Daniele Aliverini, il proprietario di questo circolo, che ha parlato proprio ai profili social della Roma, ha detto: ho riconosciuto la serietà del progetto di Villani, la Roma potrà dare lustro a questo circolo, al Green Club, nuovo circolo, e così viceversa. Qui intanto Severini prova a scambiare in avanti, rischioso il retropassaggio da parte di un giocatore della Roma, alla fine attento Seferi, è lui a spazzare. Palla intanto in avanti per la conclusione tentata da Celiani, gran risposta di Manuel Opara, si fa vedere così. Opara, che è probabilmente il colpo da giganti della Roma, è arrivata un po' a sorpresa la notizia, il fatto insomma che Opara si fosse svincolato dalla Golbet dei Cencetti. E questo perché ovviamente sotto c'era lo zampino di Villani che l'ha portato alla Roma, ricordiamo guanto d'oro nell'ultima stagione della Lega. Si batte intanto il calcio di punizione, il direttore di gara va a controllare la distanza, sono 3 i giocatori nell'area difesa da Manuel Opara. Ecco che arriva il calcio di punizione, deviazione però da parte degli uomini in maglia grigio-nera. Avanza poi Palumbo, prova a fare l'ennesimo scatto il numero 11 della Roma, Ciubi, contropiede sempre pericoloso quello della Roma, stavolta fermato ma in maniera irregolare. Seferi indietro, scambia bene nonostante il pressing dei giocatori della Lazio. Ancora Seferi in possesso del pallone, prova a recuperare, recupero però della Lazio. Severini prova lui a far partire la conclusione, Seferi gliela nega e prova la ripartenza, recupera però Lippolis prima di tutti, Lippolis ancora. Questa volta per il cross c'è Palumbo che poi preferisce andare da Severini, Lippolis in area di rigore non riesce a far partire la conclusione. Oliva allora che prova a spazzare, ci riesce, ma poi con un controllo così e così Mosciatti regala il possesso nuovamente alla Lazio calcio a 8. Altra pressione, poi lo scambio tra Lippolis che fa respirare la manovra dei suoi, torna indietro da Pentassuglia che va subito dal capitano Mattia Palmieri, ancora Fabio Pentassuglia, Severini, cambia tutto Severini, intuiscono però quelli della Roma, altro recupero di Pentassuglia, stavolta va da Lippolis, Lippolis tenta la conclusione o forse tenta di servire Palumbo, alla fine la palla è fuori e sarà rimessa dal fondo che effettuerà Manuel Opara. Pauliello, poi Macri, l'autore del gol del 2-0, prova ad andare da Ciubi, recupera però la Lazio, Palmieri può far partire il cross, non riesce alla fine a controllare la palla, la rimessa è per la Roma. Roma che tra le tante novità ne schiera una di particolare peso anche in panchina, trattasi di Massimiliano Ferretti, grandissimo esperto di calcio a 8, ve lo possiamo confermare anche dalle parole che ci abbiamo scambiato durante la cena di presentazione del campionato.
sulla Roma. Comunque, ha detto Ferretti, ha una rosa valida ed ampia, e abbiamo avuto anche un impatto positivo con il campo, impatto sicuramente confermato dal risultato parziale di questa sera, che vede la Roma Calcio 8 in avanti di 2-0, ormai quasi alla fine del primo tempo. Lippolis per Pentasuglia, va in avanti il numero 8 della Lazio, serie di rimpalli in area di rigore, prova a mettere ordine Cortese e riesce con la solita azione della Roma in velocità, questa volta però con Palumbo che copre l'uscita di Tiziano Scarfagna. Ancora però recupero della Roma con Seferi, prova a partire il capitano della Roma, Seferi ancora in area di rigore, ormai il numero 7 chiuso all'ultimo con il calcio d'angolo che si è conquistato il numero 7, anzi no, l'altro direttore di gara smentisce l'arbitro che aveva affidato il calcio d'angolo, dunque è rimessa dal fondo, già battuta da Scarfagna. Severini si fa ancora rubare la palla da Mosciatti, anzi scusatemi, da Seferi, che poi serve Mosciatti, non c'è comunque più tempo, finisce il primo tempo tra Roma Calcio 8 e Lazio Calcio 8, 2-0 il risultato parziale a favore della squadra di casa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del derby che apre la Serie A della Lega Calcio 8, Roma Green Club contro Lazio Calcio 8. In vantaggio la squadra di casa, la Roma, per 2-0, i gol realizzati da Stefano Mosciatti e poi da Andrea Macri. Quasi tutto pronto con Mosciatti sul dischetto sul disco di centrocampo per battere il calcio d'inizio che arriva adesso. Altri 25 minuti la Roma per concretizzare questi primi 3 punti, la Lazio invece per ribaltare il risultato. Lazio che nel frattempo in settimana, a proposito di internalizzazione che ha voluto fortemente il presidente Andrea Maria Liguori, facendo giocare alla sua squadra l'anno scorso a Mosca la Continental Football League. Qui intanto attenzione alla conclusione da distanza siderale di Fabio Pentasuglia. Opara si fa beffare e la Lazio accorcia le distanze, è 2-1. Beffato incredibilmente Opara con una azione che non è esattamente nelle corde del portierone ex Golbet, guanto d'oro nell'ultima stagione. Gli errori comunque li fanno anche i migliori. Bravissimo comunque Pentasuglia a cogliere magari un po' di disattenzione del portiere della Roma Calcio 8. La partita comunque è già riaperta ed è 2-1. Vi dicevo prima del gol improvviso della Lazio che, a proposito di internazionalizzazione, dopo la Continental Football League giocata lo scorso anno a Mosca, massima espressione, massimo torneo internazionale per quanto riguarda il calcio a 8, è stata avviata una collaborazione anche con una squadra maltese annunciata in settimana, la FC White Eagles. Questo sempre insomma per indicare la solidità di una società come quella guidata da Liguori, che ha voluto in questa stagione come vicepresidente Buttaroni, che ha deciso di costituire anche un vivaio under 23 per il calcio 8, sfruttando ovviamente le potenzialità della polisportiva con l'Aquila. Al di là dell'internazionalizzazione, non mi viene questa parola questa sera, Liguori ha avuto anche tanti risultati al suo primo anno di presidenza, innanzitutto la promozione, l'ultima stagione giocata in Serie A della Lazio era la 2013-2014 e poi anche il primo titolo, la Coppa Italia di Serie A2 vinta 2-0 contro il Bar Cristal. Intanto qui c'è la battuta di questo calcio di punizione, la difesa della Roma copre bene, poi ci prova con una conclusione un po' improbabile il numero 3 della Lazio, Manuel Amici.
Opara, la rimessa è corta, poi palla ancora in avanti, il calcio d'angolo, anzi la rimessa dal fondo. Celiani è andato solo sportivamente a recuperare il pallone per poi restituirlo a Manuel Opara. Mosciatti, buon controllo di palla, gira per Seferi che poi gira nuovamente di prima. Qui Opara non riesce il controllo a Seferi, recupera allora la Lazio che ha iniziato a 1000 questo secondo tempo, qui sbaglia però e favorisce allora HUB che poi però si fa ipnotizzare, sempre da Pentasuglia, palla di Celiani in avanti per Pentasuglia, poi recupera la Roma, prova a ripartire sempre sulla fascia sinistra e Ciani lo potremo osservare più da vicino sicuramente in questo secondo tempo, numero 11 a girare davanti alla nostra postazione. Seferi intanto prova a partire, Seferi ancora, serie di rimpalli, va da Mosciatti, rimane in controllo il numero 8, poi prova proprio da HB che fa partire la conclusione deviata in rimessa laterale. Recupero di Seferi, poi palla che Pauliello prova a indirizzare in avanti, c'è il fischio del direttore di gara, il fallo in attacco. Vi dicevo prima, non sono riuscito a concludervi il prospetto di questa prima giornata, oltre al derby che ovviamente è partita di cartello, anche Peperino Balcristal e Golbet Atletico Tormarancia. Qui intanto occhio al tiro che fa partire sempre Pentasuglia se non sbaglio. Le altre due partite sono ad Maiora Cotton Club, dunque la ripescata dell'Atletico 2000 incontra i campioni del Cotton che giovedì hanno vinto, tanto per cambiare un altro titolo, la Supercoppa contro il Cottini 4-1. Chiude il programma venerdì Steaua Cottini Staibano Gomme. Messo a terra qui in maniera irregolare Celiani, si batte il calcio di punizione, già battuto per Palumbo, si muove Palumbo, sfida Seferi, poi torna indietro e appoggia comodamente verso Gimelli, completamente libero, Gimelli scodella verso il compagno, rimpalli un po' fortunati, alla fine la palla arriva ad Amici, chiuso, alla fine lui l'ultimo a toccare, la rimessa della Roma già effettuata da Manuel Opara. Serve Macri che va da HUB, preferisce tornare indietro da Pauliello, palla ancora per Macri che agisce per vie centrali, prova ad andare da HUB che fa partire la conclusione, grandi riflessi di Tiziano Scarfagna e super parata. La battuta del calcio d'angolo, cercato Macri, pallone troppo lungo, arriva però un'altra conclusione da parte di Klaus Seferi, ancora presente Tiziano Scarfagna. Altro calcio d'angolo già battuto, il pallone a cercare Pauliello, pronto a svettare di testa. Poi il gioco viene interrotto, c'è un fallo tattico per favorire il ritorno dei due centrali Cortese e Pauliello in difesa. Gimelli, altra palla scodellata, probabilmente è questo il suo compito in questo secondo tempo. Seferi intanto scatta sulla destra, Seferi ancora chiuso in fallo laterale da Daniele Mariani.
Cortese per Ecciubi, chiuso in fallo laterale. La rimessa l'effettua Cortese. Macri gira di prima, gira anche Ecciubi, un campanile a cercare Klaus Seferi che ha commesso fallo. Palla a terra e subito punizione veloce battuta da Gimelli verso Lippolis. Palla sulla sinistra, deve partire un cross, c'è un velo e poi la conclusione! Conclusione con una traiettoria insidiosissima, quella lasciata partire da Alessandro Martini di poco fuori. Pallone indirizzato in avanti, sempre verso Klaus Seferi, fuori, rimessa Lazio. Gimelli, solita palla scodellata in avanti con il fisico Daniele Mariani, prova a ripartire, poi pallone per Macri. Parte bene il numero 10 della Lazio, viene però fermato. Allora Mariani, altra conclusione. Opara questa volta si fa trovare presente. Giro palla un po' insidioso quello che fa partire Cortese, molto più solido Pauliello che spazza in avanti e favorisce tra l'altro il possesso, il recupero di Seferi e poi la rimessa che andrà a effettuare Andrea Cortese. Seferi gira di prima, serve però un avversario, c'è il recupero però di Ecciubi, conclusione e risposta provvidenziale di Tiziano Scarfagna che vola e mette in calcio d'angolo. Macri, altra conclusione, altra deviazione e il 3-1 della Roma Calcio 8, un'altra conclusione dalla distanza. Scarfagna beffato anche qui, anche un po' sfortunato, è 3-1 della Roma ed è il gol di Macri. Doppietta per il numero 10 della Roma. Gimelli, palla sulla sinistra verso Palumbo, recupera ancora la Roma, fa girare Simone Succi in maniera un po' imprecisa. Appena entrato Succi, un altro grande protagonista dell'ultima stagione della Roma. L'asse Seferi Succi ha fatto male a tantissime squadre. Palla per San Marco, ci prova lui, l'uomo che ha deciso le partite più importanti della Lazio. La conclusione invece la fa partire Manuel Amici, angolata troppo però e quindi fuori. Sempre libero sulla sinistra Ecciubi, non può essere servito da Seferi che preferisce tornare indietro, controlla la palla Cortese. Allarga sulla destra il pallone verso Macri che poi va da Succi, parte il numero 9, ritorna da Macri. Succi il velo a cercare Ecciubi, non l'aveva capito neanche il numero 11 che poi però recupera un altro pallone e invece no, perché c'è il calcio di punizione fischiato ai danni della Lazio Calcio 8 che ha già battuto il calcio di punizione. Qui conclusione da distanza siderale tentata da Andrea Celiani, numero 7 che cercava il 7, è andata fuori però. C'è stata comunque una deviazione, dunque c'è il calcio d'angolo
per la squadra di Alessandro Benedetti, battuto adesso verso il secondo palo, la spizzata di testa tentata da parte di Martini, che rimane in possesso, poi va da Amici, c'è il cross e lì sotto porta non può sbagliare Daniele Mariani, accorcia ancora le distanze la Lazio ed è 3-2. Lazio che ha anche una nutrita schiera di sostenitori alle nostre spalle, vi dicevo in fase di presentazione che in questa nuova casa del calciotto del Green Club c'è anche una tribuna coperta da 160 spettatori. Qui intanto pallone lungo a cercare Eciubi, prova ad arrivarci anche Succi, alla fine in due si accontentano della rimessa laterale già battuta per Seferi che prova a partire, va bene anche sulla sinistra Seferi, qui però viene chiuso da due maglie biancocelesti eppure si conquista la rimessa laterale. Cortese, Seferi fa girare e torna da Cortese, poi Eciubi per Macri, gli ruba la palla un insaziabile Daniele Mariani che poi va in avanti, retropassaggio poi per Cristian Palumbo, sbagliato però, ci si ferma, c'è il time out. Si riparte con la rimessa laterale in zona d'attacco effettuata dalla Lazio con San Marco che prova a partire, recupera però Seferi che poi va da Mosciatti, ancora Seferi, il duello, la spunta Simone Succi, ci mette il fisico e conquista il possesso della sfera, poi Succi prova a far partire la conclusione, danza col pallone, allarga verso Mosciatti, Mosciatti torna indietro da Cortese, poi Pauliello per Oliva. Cambio di gioco a cercare Succi, gran controllo, prova poi a beffare nuovamente Manuel Amici, la palla è di Macri, Roma che insiste con la palla per Seferi, prova in qualche modo ad arrivarci Gimelli ma deve concedere il calcio d'angolo che batterà il capitano della Roma, Klaus Seferi. Arriva la battuta del calcio d'angolo, secondo palo, prova la giocata, la super giocata Giorgi, dall'altra parte il contropiede della Lazio, il tiro di Mariani, deviato, recupera Opara, partita che si gioca comunque sul fil di lana in questa fase finale. 3-2 il risultato parziale, con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Qui la pericolosità di Seferi è stemperata solo una volta e poi due perché sul recupero di palla c'è stato un fallo. San Marco controlla, poi parte, fa tutto da solo San Marco e fa anche molto bene, chiuso in una maglia da 3 giocatori, resiste e si conquista il calcio di punizione. C'è Severini sulla battuta di questo calcio di punizione. Ricordiamo che gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2013-2014, furono 2 vittorie per la Roma, 2-3 in casa della Lazio, poi 3-1 alla Stella Azzurra, la vecchia casa della Roma. La rincorsa di Severini che batte il calcio di punizione, viene deviato il recupero di San Marco che poi va a battere senza perdere tempo la rimessa laterale, si libera bene Palumbo che torna da San Marco, si butta De Amicis verso il centro, la palla è per Mariani, c'è un altro calcio di punizione dal limite, ci sono le proteste però dei giocatori della Roma.
proteste anche da parte della panchina della Roma. Vanno i due direttori di gara Musoduro a sistemare il pallone, praticamente tutti sono attorno ai due direttori di gara eccetto i due portieri Opara e Scarfagna, due grandissimi portieri. Comunque si è confermato Opara anche stasera, nonostante ovviamente in un gol sia evidentemente il colpevole principale. Bene comunque anche Scarfagna con qualche intervento decisivo per far sì che insomma la partita della Lazio stia ancora a galla a circa 5 minuti dalla fine, più ovviamente l'eventuale recupero che verrà concesso dal direttore di gara per queste proteste, anche per il time out che c'è stato poco fa. Vi parlavo dei precedenti prima della punizione di Severini, precedenti veramente di tanti e tanti anni fa. 25 ottobre 2013 era la seconda giornata della Lega 2013-2014, vinse la Roma 3-2. Poi il derby di ritorno alla 15ª giornata, 6 febbraio 2013, vinse ancora la Roma, questa volta 3-1. Tra l'altro in gol andò un uomo che è in campo anche oggi, Klaus Seferi. È finalmente quasi tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Continuano le proteste, io ne approfitto anche per ricordarvi l'espansione della Lega Calcio 8 a livello mediatico, non solo noi di Fanner, che comunque continueremo ovviamente a riprendere le partite e poi a mostrarvi gli highlights, gli integrali di tutte le sfide di A, ma con un impegno forte anche in A2 e B, dato il ridotto numero di partite di A. Fischio del direttore di gara con Ferretti, il mister della Roma, che ha chiesto il time out. Time out saggiamente richiesto dal mister della Roma Massimiliano Ferretti per cercare di stemperare gli animi particolarmente accesi in questa fase finale di partita, il 21esimo, ma sostanzialmente sono un paio di minuti che non si gioca, anche perché l'arbitro ha cambiato la sua decisione. Si riparte dal fallo che batte Manuel Opara, mentre era stata fischiata una punizione ai danni della Lazio. Lungo il pallone a cercare Simone Succi chiuso in una gabbia di due giocatori, riesce comunque ad uscirne e a servire Macri. Passaggio all'indietro verso Oliva, poi Cortese, palla in avanti, Mosciatti cerca Seferi ma trova Pentassuglia che indirizza subito il pallone in avanti verso Mariani. Chiedono il fallo di mano dalla dalla tribuna i sostenitori della Lazio. Amici porta palla in avanti, ha cambiato comunque il volto di questa partita, almeno per la compagine bianco-celeste, l'entrata in campo di Daniele Mariani. Qui altro cross indirizzato nell'area di rigore, spazza fuori Andrea Cortese, 22 sul cronometro, altro tiro tentato da Pentassuglia, ha tentato di risolverla alla sua maniera, questa volta però trova soltanto il fondo del campo ed è rimessa in gioco che andrà a effettuare Manuel Opara. Esce intanto capitano della Roma Klaus Seferi, dunque non potrà tornare a segnare. Qui intanto occhio a questo pallone, alla fine arriva comunque in anticipo Tiziano Scarfagna. Severini cambia il gioco verso San Marco, rivuole nuovamente la palla, viene cercato la sponda di Amici, cercato Severini, è rimessa in zona d'attacco per la Lazio. Eccolo Severini che torna da Amici, il pallone in mezzo, buca l'intervento Opara, vicinissima al pari la Lazio. Dall'altra parte palla ancora per Pentassuglia, ai limiti, scarica verso Severini, eccolo Opara.
ancora pallone della Lazio, altro tiro dalla distanza, ci ha provato ancora Pentassuia, molto alto sopra la traversa. 23:31, i tifosi della Lazio si fanno sentire, la Roma soffre in questa fase finale. Un po' discutibile forse anche l'uscita dal campo di Seferi. Amici, pallone centrale, la chiude Oliva che poi riparte, va da Mosciatti, Lazio un po' scoperta ma adesso è risalita tutta. Oliva, Mosciatti, provano un dai e vai i due. Buona la chiusura di Gimelli che tra l'altro ha conquistato anche la rimessa laterale, altra rimessa dopo il tacco di Oliva. Palumbo, tempo è poco, amici, verso Severini. Severini, la conclusione, stavolta Opara si distende ma poi la battezza fuori come effettivamente è. Lunga la rimessa a cercare Succi che commette fallo ai danni di Gimelli. Si butta ancora Amici al centro, San Marco per Severini. Il pallone arriva adesso ad Amici, anzi no perché c'è l'anticipo di un difensore della Roma. Palla troppo lunga, allora ci arriva Scarfagna. 4 minuti ancora da giocare, era presumibile un recupero molto ampio, 4 minuti di speranza per la Lazio, di sofferenza invece per la Roma. 25esimo adesso, si giocherà fino a 29. La palla arriva verso Severini, c'è il gioco di sponda, poi ci arriva Opara. Opara che prova a perdere un po' di tempo, alla fine neanche troppo. Macri, palla per HUB, prova a far partire la conclusione, non riesce, rimane però in possesso di palla, poi però Amici arriva prima di tutti, fa partire il cross, Opara non trattiene, non c'è nessuno però pronto ad approfittarne e allora può ripartire la Roma. Porta palla avanti il numero 10 Macri, arriva adesso lo scarico sulla sinistra verso HUB, poi centralmente in insolita posizione Simone Succi per Macri, il tiro di Macri altissimo sopra la traversa, non perde tempo ovviamente Tiziano Scarfagna già pronto alla rimessa, la effettua adesso per Severini, lo scarico indietro a cercare Manuel Amici che scatta ancora, poi l'appoggio verso Severini, il fallo evidente da parte di Succi. (27), siamo sostanzialmente a metà del recupero, altro calcio piazzato, altra occasione per la Lazio di acciuffare il pareggio. Qualche protesta probabilmente più per perdere tempo che per contestare l'entità o l'esistenza del fallo. Severini pronto alla battuta, chiede la distanza, Opara ne sistema 2 in barriera, vuole vederla partire. Praticamente quasi tutta la Lazio in area di rigore, c'è anche Pentassuia al limite. Severini la prende la barriera, il pallone recuperato dall'ultimo uomo Palumbo che non riesce a conquistare la rimessa laterale, la rimessa è della Roma. Oliva verso HUB, prova a far partire la conclusione, incrocia e la chiude lui, il nuovo numero 11 della Roma. HUB, partita perfetta, suggellata dal gol del 4-2.
Tante proteste però dei giocatori della Lazio che contestano la decisione del direttore di gara di assegnare questa rimessa laterale alla Roma, rimessa poi battuta da Oliva, molto lunga, e da cui poi è nato il gol del 4-2, il gol che sostanzialmente sancisce la vittoria della Roma. Pochi secondi, probabilmente 15, il tempo di un'altra azione della Lazio. Eccolo il pallone che arriva in avanti, non può far niente però San Marco, che deve concedere la rimessa ad Opara. Succi controlla bene con il petto, la spunta però la Lazio, c'è un altro calcio di punizione, anche il cartellino giallo per Oliva e sempre Severini sul punto di battuta. 29:30 sul nostro cronometro. Chiaro però che ci sono state altre perdite di tempo, un paio di calci da fermo per la Lazio, l'esultanza del gol del 4-2 della Roma. 3 uomini in barriera questa volta, sistema Opara. Gimelli a disturbare Severini per Pentasuglia di poco alto sopra la traversa. Si gioca ancora. Cortese, altro pallone per HUB di sponda, poi Gimelli, non c'è più tempo, c'è il triplice fischio del direttore di gara. La Roma inizia nel modo migliore e inaugura così il campo del Green Club, vince il derby contro la Lazio 4-2 e riparte da dove si era fermata il 6 febbraio 2013, data dell'ultimo derby in Serie A della Lega Calcio 8.